Tu sei volontaria, donatrice, cosa sei? Sono volontaria e aspirante donatrice, sono stata chiamata l'anno scorso e ho fatto il quarto livello, si chiama, e non è ancora, è sopraggiunto poi il Covid, quindi siamo fermi, non so se potrò donare, ma mi auguro di sì. Cosa vuol dire quarto livello per chi non conoscesse tutta la trafila? Quindi al momento già la tipizzazione arriva al quarto livello, quando invece sono stata tipizzata io qualche anno fa ci si fermava al secondo e quindi c'era bisogno di un esame ulteriore per come dire, verificare che le cellule insomma, fossero compatibili con il ricevente. Quindi tu sei stata chiamata perché ti hanno detto forse c'è una persona che ha bisogno del midollo e forse tu potresti essere compatibile. Esattamente. Sai anche il tuo grado di compatibilità? No, questo non mi è stato detto. Ho provato a chiedere ma non era opportuno. Quindi adesso sei ancora in attesa? Sì, sì. Ti hanno detto anche a chi era destinato il midollo? No, mi hanno detto solo che a seconda insomma, delle condizioni del bisogno del ricevente potevano essere necessari 7 o 10 genotipi compatibili, quindi da lì poteva dipendere la mia donazione o meno, a seconda appunto che io fossi compatibile per 7 o per 10 e quanti ne fossero stati necessari per effettuare la donazione effettiva. Però tu vuoi donare? Sì, vorrei. Perché? Per salvare la vita di qualcuno, perché penso sempre che quel malato che sta aspettando è il fratello, una mamma, un papà, una sorella, un amico e sicuramente ci sono tante persone intorno che si danno da fare, che sperano, che pregano, che si affidano perché questa vita venga salvata e se io posso, semplicemente donando qualche cellula, un po' del mio sangue, insomma, detta in soldoni, mi piacerebbe proprio tanto. Da quanto sei iscritta ad ADMO e perché ti sei avvicinata? Allora, in realtà avrei sempre voluto farlo, ma sono un po' pigra di natura, sono arrivata tardi, quindi sono iscritta ad ADMO da 4 anni. Sono venuta per donare sangue proprio qui in questo centro trasfusionale e mi hanno proposto anche di tipizzarmi. Ho preso la palla al balzo anche perché mancavano pochi mesi alla scadenza, si può diventare donatori ADMO entro il compimento dei 36 anni, a me mancava qualche mese e quindi ho deciso di diventare volontaria per recuperare il tempo che ho perso prima. Ho detto, visto che ho perso un po' dei miei anni, li investo per cercare di attirare più persone possibili e cercare di salvare più persone possibili.